Ci sono persone che anche nelle peggiori situazioni non cedono al male che le circonda, che anche nelle situazioni più estreme mantengono un ruolo di guida e aiuto per gli altri. Le loro storie sono spesso sconosciute. Una di queste è la vita di Torquato Fraccon. Torquato Fraccon, antifascista veneto che salvò decine di vite pagando con il figlio Franco il prezzo della deportazione, un giusto tra i giusti che ora rivive nella voce di chi lo vuole ricordare. Mia mamma era appunto Graziella Fraccon, la figlia di Torquato e la sorella di Franco. Noi abbiamo avuto questa idea di partire per questo viaggio e di condividerlo perché vogliamo fare un esercizio di memoria. A collaborare alla rete di salvataggio vi sono anche l'alpinista Gino Soldà e Luigi Massignan, che si occupano del lato pratico degli espatri. Guidano i fuggiti fino ai confini italiani, attraverso le zone montane. Un viaggio sulle due ruote lungo 1300 km, partendo dal Veneto, da Vicenza, passando anche per Mauthausen, un cammino fisico ma soprattutto interiore. La bicicletta perché è un mezzo che nella resistenza è stato fondamentale. Allo Stefanini di Mestre la presentazione del progetto Dalla parte della pace, e proprio parlando di pace non si può non guardare verso Gaza. Una tragedia che ci deve insegnare la strada, ripeto, della pace e della convivenza tra i popoli, anche oggi a Gaza. E mentre sul ponte di Rialto fa discutere l'installazione della banana insanguinata a sostegno della Palestina, il messaggio che parte da qui è chiaro: non c'è futuro senza memoria e senza una scelta di campo. Noi siamo, come si dice, favorevoli a un accordo che consenta alle due popolazioni di vivere e di esistere su quel territorio. Ci fa piacere che questo possa accadere in un futuro. Adesso la situazione purtroppo è in mano ai politici e non alle comunità religiose. La memoria deve essere una memoria viva, concreta, un esercizio quotidiano e collettivo di tutti noi, in un momento storico molto particolare dove siamo tutti chiamati a invocare la pace. Per chi vuole sarà benvenuto a Vicenza il 12 agosto alle ore 18 in strada dei Templari. Potremo fare almeno 6 chilometri insieme